Amici bellini, buon pomeriggio a questo punto, è un martedì di pomeriggio. Roelle, benvenuto, ma io lo devo dire dopo. Questo è il secondo video del martedì. Perché? Perché ci sono talmente tante cose da dire che abbiamo dovuto dividerlo, perché I'm a little bit tipsy, so that's what I have to do. But let's not confuse everything. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Roelle, adesso lo posso dire, qualcuno non si è ancora iscritto al canale, proprio la follia assoluta non iscriversi al canale quando il Caffè Napoli 1926, in quanto Valerio Fluido, va anche ospite a Canale 21, è andata bene. Io devo dirvi la verità, l'avete visto nel video precedente, la mia partecipazione in pre-partita, ero un po' teso, ma ve lo dico proprio con schiettezza, perché quando si fa una cosa nuova e se poi va male, ho portato male io, e invece è andato tutto bene. Un po' di mazzo, non abbiamo avuto mazzo, siamo stati bravi e possiamo vederlo sulla lavagnetta, perché nel video precedente abbiamo parlato delle parole di Spalletti importantissime, delle parole di Koulibaly importantissime, e delle cose diciamo che sono complicate da vedere sul campo, perché si parla di sensazioni, di leadership, si parla di carattere, ecco, quindi è difficile. Le abbiamo analizzate perché erano importanti. Adesso guardiamo un attimino il campo, che cosa ci ha detto, perché il campo è importante, e il campo ci dice che live match Ambrabam, così si schiera il Napoli nel primo tempo e le cose vanno anche abbastanza bene. Siamo andati direttamente, ma perché non ci si può perdere in chiacchiere. Sono già due video, ma a che livello, non ti lascio il like, fai troppi video, sempre le solite lamentele che qualcuno deve fare, non lo so. Meret, facciamo analisi di ogni giocatore uno per uno. Meret, nel primo tempo c'è stato un cross dove avrei voluto un suo intervento più tempestivo, magari un po' di coraggio nell'aggredire la palla, va bene, era anche complicata. Nel secondo tempo invece un paio di uscite le ha fatte molto bene, poi ha fatto le parate semplici che doveva fare bene, perché le parate semplici sono importanti anche quelle. Bene Meret, magari fiducia, magari crescerà la fiducia anche spalleggiato da Insigne. Queste sono tutte questioni importanti. Insigne, Di Lorenzo, Meret, la storia degli europei, vincitore degli europei, magari Insigne da leader ritrovato può convincere anche i giocatori della difesa. Fidatevi di Meret, per esempio, che però è l'unico che non ha giocato neanche un minuto nell'europeo di Mancini, ma non fa niente, noi ce lo teniamo stretto e vediamo che cosa succede. Di Lorenzo non male, ovviamente ancora direi che non è al meglio della sua condizione fisica, il ragazzo ha avuto poche vacanze, bisogna dirlo, come me, però che paragoni sono, però ha il merito del secondo rigore, perché comunque si è preso la responsabilità, è arrivato fino in fondo, ha fatto il dribbling e sul cross, che era un tiro, prende il secondo rigore, fondamentale. Manolas ci è piaciuto, interventi di testa importanti, e nel secondo tempo anche qualche scorribanda, ecco, qualche responsabilità, superare il primo pressing degli attaccanti per creare quella superiorità numerica che non avevi, perché non potevi averla in inferiorità numerica. Koulibaly è stato sontuoso, Koulibaly, questo è il giocatore, questo Koulibaly qua è il giocatore che vale 100 milioni. Quando io vi dico Koulibaly ne vale 30, massimo 35 in questo periodo particolare di pandemia eccetera eccetera, ma perché quello è il Koulibaly che ogni tanto si distrae, il Koulibaly che magari un po' presuntuoso, che pensa di arrivare sul pallone, che fa un dribbling in più, un passo in più. Questo Koulibaly qua che abbiamo visto ieri sera è perfetto. Avversario più scarso, dominio assoluto sull'avversario, non passi, se la palla è lunga ci arrivo in scivolata, se tu così ti lo blocco di petto e riavanzo, non si passa. Questo è il Koulibaly, non solo difensore di fama, non di fama, ma comunque di valore internazionale, ma anche di leadership, perché poi finisce con la
fascia sul braccio all'uscita di Insigne e gliela riconsegna a fine partita, un gesto importantissimo che non tutti avrebbero fatto, importantissimo, perché Koulibaly è una persona intelligente e al di là dei valori calcistici c'è intelligenza, c'è cultura, e lo sappiamo e lo vediamo, è proprio una persona per bene e capisce il momento e sa, e anche dalle sue parole in post partita, che abbiamo un pochino analizzato anche nel video precedente, non solo si coccola Insigne, si coccola Spalletti e riesce anche a non rinnegare il passato. Grazie Kalidou, grazie, perché noi non dobbiamo per forza per esaltare Spalletti, Gattuso non era buono, lui riesce, e nessuno gliel'ha chiesto, riesce a mettere il buono di Gattuso anche nel futuro, quello che ci è stato di buono di Gattuso, perché glielo dice Spalletti, non arriva a caso, e Spalletti che entrando nello spogliatoio dice: ragazzi, quello che avete fatto l'anno scorso non è male, cominciamo da lì, poi dopo aggiungiamo delle cose, ma non dobbiamo rivoluzionare niente. E ancora una volta il sistema di gioco 3-4-3, 4-5-1, 52 70 non serve, non ha importanza, sono i principi di gioco che cambiano poi le partite. Mario Rui, signori, me lo dite voi nei commenti se vi è piaciuto, perché Mario Rui divide sempre. A me non è dispiaciuto nella fattispecie, bisogna dar lui atto e merito del primo rigore conquistato, perché ragazzi, con l'inferiorità numerica, l'ha detto anche Koulibaly, l'obiettivo principale era non prendere gol, non prendere imbarcate, e l'abbiamo fatto. Dopodiché serviva una giocata per sbloccarla, perché quando resta Insigne prima punta è complicato, e la giocata è prendersi un fallo, un calcio di punizione, prendersi un calcio d'angolo, prendersi un rigore. Mario Rui l'ha fatto, e quindi molto bene. Lobotka, non scherziamo proprio, il ragazzo mi ha convinto al 100%, non solo a volte è rimasto solo, perché poi con l'inferiorità numerica ancora di più, mi ha convinto nell'andare in interdizione, nel coprire certi spazi, nel ripartire velocemente, nel girarsi in fretta, perché questa era la problematica di Lobotka, che è la problematica che ci fa vedere quello a fianco a lui che è Fabian. Lobotka mi ha convinto molto bene, molto bravo, queste sono le cose che vogliamo vedere, e questo Lobotka merita di essere titolare anche nel momento in cui ritorna Demme. Si può pensare al centrocampo a 2 con Lobotka Demme, non è un'idea peregrina. Bene, bravo Stanislav. Un po' di dolenti note le dobbiamo dire su Fabian, perché ancora non mi sembra in grado di far parte di questa squadra e di renderci brillanti. Lo dice Spalletti, quindi non lo dico io, che il giro palla nel primo tempo era un po' lento, si poteva fare meglio, e nel momento in cui esce mi è sembrato che il Napoli fosse più brillante. Non c'è niente da dire, anche uno in meno. Purtroppo Fabian, ragazzi, questo è tanta qualità, ha tanta fisicità, però un po' di lentezza nei movimenti, tocca il pallone una volta in più, perde troppi palloni, e quindi l'occhio su Fabian lo avremo sempre. Se arrivasse un'offerta, vai tesoro, non è quel fatto, lo accompagno io di traverso in braccio a piedi, questo poi ce ne pentiamo, però in questa squadra con questa idea di gioco molto meglio Elmas, che poi cambia la partita. Ma andiamo per ordine. Zielinski purtroppo si infortuna troppo presto. Insisto nel dire che da mezzala perde un pochino della sua pericolosità quando lo abbiamo sotto punta, però va bene anche così in questo momento con Lobotka unico centrale. Bisogna fare così, perché secondo me con questa situazione con Fabian, bravo Spalletti a capire che non si può fare, che almeno o non è nelle condizioni fisiche o che non è proprio nelle caratteristiche. L'abbiamo fatto anche bene l'anno scorso, però in questo momento forse non si può proprio fare. Zielinski è ancora così e così, quando si infortuna entra Elmas, e qui faccio un plauso a Spalletti, perché si poteva anche pensare di mettere direttamente un Petagna e ristabilire almeno la presenza di un attaccante, e invece Elmas è il giocatore in questo momento più mentalizzato, più in grado di fare la doppia fase, perché rincorre gli avversari, fa interdizione, è capace di costruire, è vispo, è sveglio ed è mentalizzato. Quindi
non è un caso che arriva il gol di Elmas che si suggella la partita, ma andiamo per ordine. Mi è piaciuto Politano che si è fatto trovare pronto anche sul famoso taglio di Insigne. Ovviamente nel momento in cui il Napoli perde Osimhen, dovremmo andare per ordine, ma leviamo Osimhen da mezzo per un attimo, non lo mettiamo qua, e quando Insigne passa prima punta, ovviamente il Napoli si distribuisce così, ok, con un 4-4-1, senza dubbio. Ovviamente Politano deve un po' aiutare e deve anche coprire, perché non puoi non coprire, e quindi ha dovuto fare questa doppia fase. Ancora non è il Politano devastante che prende il pallone subito, si libera dall'avversario e tira, però il suo lavoro sporco lo fa, e comunque con Di Lorenzo c'è dialogo. Dopodiché, ragazzi, quando entra Lozano, ma ne parliamo con calma, Insigne, siamo arrivati alla questione di Insigne, dove la tifoseria si spaccherà per sempre. 2 palle così perché ha avuto il coraggio di farlo, ma ho letto commenti in giro, però 3 punizioni tutte quante sulla barriera, e comunque non è decisivo, ha sbagliato il rigore e poi ha segnato l'ultimo dopo 5 occasioni. Ragazzi, va bene, però la leadership, che è quella che io Insigne calciatore non lo contesterò mai, perché è sempre uno dei migliori in campo, 90 volte su 100, anche di più. Quello che spesso gli diciamo, dice forse come capitano soffre un pochino troppo Napoletano, la fascia, eccetera eccetera. Quando siamo in difficoltà, Insigne è in difficoltà come gli altri, ed è giusto, e si è visto proprio anche nei calci di punizione, nel rigore la palla era più pesante delle altre volte. Però nel momento in cui viene espulso Osimhen, ne parliamo, se volete ne parliamo, me lo dite voi nei commenti, lo ha detto Luca Marelli, eccessivo, a termine di regolamento ci può stare, ma è eccessivo. Anzi, se si fosse dato il rigore su Osimhen, dove poi Di Lorenzo tira e va fuori di poco, non sarebbe stato un rigore troppo clamoroso, quindi ci poteva stare anche il rigore su Osimhen, ci segniamo tutto. Insigne guarda tutti i compagni e dice calma, testa, non vi preoccupate, non è successo niente, andiamo avanti, e si mette lì a correre, a inseguire gli avversari. Non è il suo ruolo, non era facile, e lo fa con grande sacrificio. Quando poi si va a prendere il pallone e la mette dentro, ragazzi, quello è decisivo, e quindi Insigne va ringraziato. Dopodiché si faranno i vari discorsi, se l'avessi sbagliato il secondo sarebbe stata una tragedia assoluta, il contratto è distratto, il contratto è distratto, il contratto hashtag è distratto. Non è proprio così, va bene così. Dopodiché quando entra Lozano, io vado nel brodo di Giugiolo, perché Lozano ti cambia la partita first touch. Lui praticamente mette il pallone a terra di petto, la mette a terra, scambio eccetera eccetera, arriva il pallone, Insigne gliela ridà, Lozano impegna il difensore che è costretto a un rinvio maldestro, ed è proprio lì che Elmas, che è vispo e che è sveglio, recupera il pallone e segna il 2-0, e la partita finisce. È una roba straordinaria. Poi entra Petagna, ancora così e così, un paio di volte è riuscito a far salire la squadra, ma serve molto altro per sostituire Osimhen. Elmas ne abbiamo parlato. Una menzione speciale a Gaetano ci sta, perché ha fatto un ingresso molto importante. Questo non significa che stiamo a posto a centrocampo, fatemelo ribadire. Gaetano ottimo impatto, ottimo ingresso, ha dato una grande mano da mezzala, ma ha dato veramente una mano dappertutto, non solo in questa zona ma anche qui, l'abbiamo visto proprio in fase di interdizione. Bene, ha fatto un ingresso da Serie A, speriamo si possa confermare, speriamo di non dover stare in emergenza. Adesso dobbiamo guardare alle prossime partite, perché non sapremo quale sarà l'entità della squalifica di Osimhen, non sapremo se vedremo un Lozano prima punta, se verrà buttato Petagna come prima punta da titolare, non sapremo una serie di cose. Fatto sta che voi vi siete dimenticati il like. Io mi sto scolando, sono le 5 del mattino a New York, non so se vi rendete conto e se vi state facendo un'idea. Il like gratis, no, perché poi c'è gente che lurca, ma il lurcare va benissimo, vuol dire attenzione, io adoro, vai, lurcate. Queste sono tutte cose che voi potete spendere, poi vai, va bene? E allora dobbiamo capire quali saranno poi le varianti. Bravo Spalletti, bene la squadra, bravo anche De Laurentiis che si lascia
andare ad un vaffanculo liberatorio al gol di Elmas. Veramente è stato un momento straordinario. Ci sono stati, non voglio nemmeno parlare dell'arbitro perché veramente mi è sembrato inadeguato, che poi ha dovuto fare una partita tutta nervosa, piena di cartellini. Un accennino andrebbe fatto per la Roma che si impone sulla Fiorentina, la Juventus stecca mentre la Salernitana perde la prima partita, tutta una serie di cose. Non ho avuto modo nemmeno di rispondere troppo ai vostri commenti perché ho avuto il che fare, ma la vita aumenta e quindi io sono qui per voi, sempre a disposizione per parlare del nostro Napoli, perché è una passione che è più forte, sai che lo fate, è una catena, sai quel fatto che è una catena che non lo so che era. Massimo Ranieri da New York, Valerio Fluido è tutto, anche l'analisi tattica è stata fatta, 15 minuti per voi, ma proprio shalom. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo,